Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento settimanale di TV7 Match, come sempre puntata molto interessante perché tratteremo dei temi di attualità, ovviamente dei temi che riguarderanno l'Europa ma riguarderanno anche quello che accadrà in Italia, e parleremo anche un po' dei POS che sono stati messi e molti artigiani e liberi professionisti si sono arrabbiati per questo. Ne parleremo con i nostri ospiti ma soprattutto con voi da casa, che potete intervenire telefonando o mandando dei messaggi, con Stefano Peraro, consigliere regionale dell'UDC. Buonasera Stefano, buonasera grazie di essere con noi. Grazie. Attendiamo l'avvocato Fulvio Cavallari dell'Associazione Difesa Utenti e Servizi Bancari. Invece salutiamo il senatore Giorgio Santini del PD. Buonasera. Una new entry, Matteo Cecchinato dei Giovani Democratici. Proprio i giovani, ormai il mondo sta evolvendo con i giovani. Saluti. E saluto Settimo Gottardo del PDL, che è sempre giovane anche lui, e il professor Ermanno Casa. Buonasera professore. Buonasera Giorgio. Allora, questa sera vi faremo vedere dei flash di quanto ha detto Matteo Renzi proprio una settimana fa, e li commenteremo, li discuteremo con i nostri ospiti e anche con voi da casa. Se volete mandare, anzi dovete mandare messaggi e dovete telefonare. Allora andiamo a vedere il primo proprio filmato, il primo break di Matteo Renzi, quando dice agli italiani che devono essere più credibili. Ascoltiamolo. Cari italiani, se vogliamo cambiare l'Europa non possiamo fare grandi discorsi tipo sbattiamo i pugni sul tavolo oppure spacchiamo tutto. Dobbiamo essere credibili e autorevoli in Europa. Cioè dobbiamo fare la nostra parte di cose e contemporaneamente dobbiamo andare con forza in Europa a portare anche l'orgoglio dell'Italia. Cioè noi non siamo l'ultima ruota del carro. Noi siamo tra i 6 paesi fondatori, noi diamo all'Europa più soldi di quelli che l'Europa dà, noi chiediamo di essere messi nelle condizioni di fare le cose normali. Se c'è da costruire una scuola non può esserci il patto di stabilità a fermarti. E non è che puoi dire, beh sì, però ci vuole il cofinanziamento nel patto di stabilità. Ho sentito un piccolo flash iniziale di cose che sentiremo, che il professore Ermanno Casa. Saluto Fulvio Cavallari, l'avvocato che è arrivato. Buonasera, grazie di essere con noi. Professor Ermanno Casa, cose che abbiamo detto, che lei ha detto, ridetto non da ieri ma da un anno, 2 anni fa più o meno, in queste nostre trasmissioni, adesso le sentiamo dire da Renzi. Ecco, finalmente un Presidente del Consiglio prende lo spunto da tutti gli argomenti, non perché li abbiamo detti noi chiaramente, ma perché sono fatti reali, e allora talvolta quello che noi dicevamo sembrava surreale. Adesso lo dice Renzi, quindi diventa vero. Il rapporto con le banche, il valore degli italiani, come dicevo tempo fa, mediamente un cittadino tedesco vale 70.000 euro, 75, un cittadino italiano vale mediamente come capacità 170.000 euro. E questo non viene conteggiato nel famoso spread, perché è un meccanismo che è perverso. Abbiamo parlato poi della Merkel, no? Questa invasione, diciamo, e sopraffazione dell'economia tedesca, che nasce da un fattore fondamentale, quando l'Italia e tutti i paesi europei, per aiutare la Germania all'inizio dell'euro, consentirono alla Germania di sforare per ben 3 anni e di prestare alle banche 2.000 miliardi di euro, perché le banche tedesche erano in totale default. Ora, che la Germania in questo momento sia avvantaggiata, perché si era avvantaggiata grazie anche alla generosità del governo Berlusconi, che aveva accettato, che si aspettava, lo stesso governo Berlusconi si aspettava un riconoscimento da parte nostra, da parte della Germania, non è avvenuto. L'altro aspetto è per esempio tutto il trucco, e lo spiega in maniera sintetica, il trucco dei paesi diciamo in difficoltà, tipo la Grecia, la Spagna, e non l'Italia, perché l'Italia non è in difficoltà, quando si sono indebitati nei confronti delle banche tedesche, e le banche tedesche non riuscivano più a riprendere i propri investimenti, i propri prestiti, eccetera, e a questo punto è intervenuta anche l'Italia per aiutare la Grecia, la Spagna, il Portogallo, eccetera. Quindi c'è tutta una serie di fattori che adesso andremo a vedere, dove Renzi conferma questa posizione dell'Italia, che non è così drammatica. Ed è importante questa cosa, perché l'economia
è fatta anche di sensazioni. E in Inghilterra, nelle università inglesi, si insegna la neuroeconomia, perché si sa che lo stimolo che ha una persona nel fare, nel proporre, nell'organizzarsi è fondamentale per l'economia. Senta, professore, prima di fare le domande con gli ospiti, la seconda domanda le volevo fare, ma questo uomo riuscirà a portare fuori da questa situazione l'Italia, secondo lei? Perché è molto dinamico, ha un bel modo di proporsi, un bel modo di andare e di parlare alla gente, secondo lei riuscirà davvero a sistemare un po' questa Italia? Adesso non è che aspettiamo l'utto del Signore, perché non c'è nessuno che può risolvere. Se ci uniamo tutti, indipendentemente dalle ideologie, dalle posizioni politiche, e andiamo a ricostruire l'Italia o a rafforzare quelle capacità che l'Italia ha latenti e che sono spesso messe da parte, e riusciamo a organizzare soprattutto la burocrazia, la giustizia, e lo dirà anche lui poi, la scuola e tante altre istituzioni che sono fondamentali, allora riusciremo, ma bisogna dargli una mano, perché non ci aspettiamo che faccia miracoli, perché mi pare che un altro che faceva miracoli ha finito male. Certo. Per cui vediamo se saranno compatti, e questo sarà ai partiti, starà alla gente capire che questa è la direzione giusta. Poi chiaramente da solo non riuscirà sicuramente a trainare un'Italia che è ferma ed è inchiodata. Santini, cominciamo un dibattito, potete intervenire anche tra di voi ovviamente nei termini senza sopraffare le voci. Santini, su questo ragionamento che dice cari italiani dobbiamo essere più credibili in Europa, nel mondo? Beh, lui giustamente, come veniva detto, fa appello al fatto che l'Italia deve essere un paese credibile per poter anche portare avanti in Europa una posizione un po' più coraggiosa rispetto a quella, diciamo, degli anni scorsi, e quindi prima di tutto per poter, tra virgolette, chiedere, adesso sappiamo tutti il tema della flessibilità sulle regole dei bilanci, del debito, del deficit eccetera, c'è bisogno di dimostrare che si fanno le riforme. Insomma, prima si parlava nei primi anni del 2000 della Germania, la Germania ottenne certamente la possibilità di sforare sulla base di due presupposti: che aveva un debito molto basso, cosa che purtroppo noi non abbiamo, e che fece delle riforme molto coraggiose. Schröder ci rimise il posto da cancelliere con quelle riforme, perché erano riforme anche poco popolari, che toglievano, ad esempio, riducevano i sussidi di disoccupazione, toglievano anche una serie di di benefici, diciamo, su cui la Germania aveva costruito anche il suo mito di Stato sociale eccetera, però lo fece esattamente nel momento in cui non c'era la crisi, c'era la possibilità di farlo, e si è ritrovato. Quindi il problema è che, giustamente, come Renzi sostiene, va tenuto la testa alta in Europa, seriamente, vanno chiesti margini di flessibilità soprattutto per fare gli investimenti. Ce ne sono 2 o 3 occasioni adesso: il cofinanziamento dei fondi europei, il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, gli investimenti, come veniva detto, diciamo, di opere di manutenzione del territorio e degli edifici. Tutti questi sono investimenti, su questi, diciamo, non vanno conteggiati nel deficit o non vanno conteggiati nel patto di stabilità, è vero, però per fare questo bisogna dimostrare anche che, primo, si fanno gli investimenti, secondo, si fanno le riforme che riducano la spesa pubblica, perché in Italia noi spendiamo troppo di spesa pubblica e purtroppo spendiamo male quella spesa. Quindi bisogna fare quelle riforme per dare l'idea che facciamo davvero sul serio e vogliamo essere credibili. Io sono d'accordo, è una scommessa molto forte, ha ragione Casan quando dice il Paese deve aiutare questo progetto, il Parlamento, ma anche le associazioni, il mondo della società civile, perché questo è un progetto che porta il Paese a uno stadio, finalmente, diciamo così, di fare dei passi in avanti. Usciamo da questa classica frase renziana, da questa palude nella quale siamo impiantati ormai purtroppo da 6-7 anni e non si vede prospettiva. L'economia va avanti con la fiducia, questo dà fiducia, ovviamente la fiducia aumenta se riesce anche a sostanziarsi con dei fatti concreti. Gli 80 euro erano un fatto concreto, la gente ci ha creduto perché li ha visti, bisogna fare anche altre cose, le riforme e le altre cose che diceva Renzi. Settimo Gottardo, poi andiamo a vedere il secondo filmato perché ne abbiamo tanti, anzi sono flash più che filmati da poterci ragionare, altrimenti non riusciamo nei tempi tecnici. Settimo Gottardo, invece, su questo primo flash che dice cari italiani dobbiamo essere credibili, riuscirà quest'uomo?
Ma io sono tra quelli anch'io che dà in questa fase fiducia a Renzi, anche perché alternative non ce ne sono, altrimenti avrebbe ragione quel mio amico sociologo a cui spesso chiedo dei pareri se secondo lui come si può fare sta crisi, superarla. Lui mi guarda, è una persona ormai che ha anche una certa età, molto saggio, a suo carico anche molte pubblicazioni scientifiche e molte riviste, ma dice: caro Settimo, sei sicuro che siamo in crisi? Dico, non vedi? No, dice, perché guarda che probabilmente invece di parlare di crisi dovremmo pensare se non è il caso di valutare che il nostro paese sia in declino inarrestabile e non in crisi. Dico, ma cosa vuol dire? Sì, dice, adesso a questo declino si è affiancata anche la Francia e quindi non dobbiamo cedere sull'ottimismo di maniera, perché prima dovete, si rivolge alla classe politica naturalmente, decidere se siete in un declino inarrestabile oppure se davvero volete uscire da questa crisi, perché già il desiderio di uscirne vuol dire che ci sono dei presupposti. Però io non vedo ancora nel Paese la consapevolezza che non si è in un declino, che voi dell'Europa non siete in declino. Poi è venuto, queste cose durano da mesi, sono venuti i campionati mondiali di calcio e come sempre il calcio è la metafora delle nostre società. E la metafora dei campionati mondiali di calcio mi ha fatto ripensare a queste cose che mi diceva il mio amico sul declino dell'Europa, sul nostro declino. L'ho anche chiamato e dico: dobbiamo rivederci, ti ripropongo una cena delle solite perché mi hai messo davvero in crisi. Non è che davvero hai ragione tu dicendomi che forse noi rischiamo una fase di declino. Io lascio la domanda, ecco, che è certo, risolta, ma è una riflessione che tutta la classe politica e non politica, quella dirigenziale, imprenditoriale, si deve mettere. Ma quando tu giri per le strade, per venire qui sono passato per dei quartieri interni di Padova e ci sono villette, appartamenti, vendersi a metà dei loro valori, il che vuol dire che questo è il risparmio di intere vite di ex proletari. Mi viene in mente sempre questo che dice il mio sociologo amico, e dice: dovete decidere se siete in crisi da cui dovete venire fuori oppure se siete dentro un declino inarrestabile. Il sociologo, e invece Settimo cosa dice? Io sono sempre ottimista, sono sempre stato ottimista, ritengo che noi abbiamo ancora una grande vitalità, però questo dubbio che mi è messo da alcuni mesi mi ha fatto molto riflettere. Il campionato di calcio mi hanno ancora fatto riflettere di più. Vabbè, anche nel calcio, Settimo Ottavo tifoso del calcio. Ora andiamo a vedere il secondo flash quando parla di lui e la Merkel, e come diceva prima Santini, del patto di stabilità. Sentiamo cosa dice. Io faccio riferimento al rapporto con il cancelliere Merkel, la cancelliera Merkel. Il rapporto è molto buono, quello che abbiamo da dirci ce lo diciamo in modo molto chiaro e netto, e abbiamo convenuto con lei a Bruxelles nell'ultimo vertice, abbiamo convenuto di trovare un punto di intesa. Sto punto di intesa io lo rispetto, cioè io se do una mano la rispetto. L'idea di fondo che condividiamo è che in questi anni si è sempre parlato del patto di stabilità. E non di crescita. Ma se uno lo legge tutto insieme c'è scritto patto di stabilità e crescita. In soldoni vuol dire che là dove ci sono dei margini di flessibilità, per esempio il cofinanziamento italiano dei fondi europei, tradotto ai che fini significa? la scuola. Lei nella scuola del suo paese, noi abbiamo iniziato a sbloccare il patto di stabilità per le scuole nei singoli comuni. È un punto importante, attraverso il ricomputo ai fini del patto di stabilità dell'investimento sulla scuola. Rispetto ai soldi del lavoro a cui faceva riferimento il ministro delle finanze tedesco, io dico a chi ci segue da casa www.garanziagiovani.gov.it. Li stiamo spendendo quel 1,7 miliardi, lo spendiamo tutto. Non è colpa della Merkel se le cose non vanno. Se il fisco in Italia è complicato, non è colpa del ministro delle finanze tedesco. Se c'è un problema di fondi europei al sud spesi male, non è colpa del ministro olandese. Non andiamo nemmeno in Europa a farci fare le lezioncine.
Peraro, mi sembra sia stato chiaro in questo tipo di ragionamento sia con l'Europa ma soprattutto con gli italiani stessi. Ma porto due dati molto semplici. Le casse della regione sono piene di soldi che non può spendere. Le casse dei comuni, per assurdo, sono piene di soldi che non possono spendere. Questo è il dramma. Il patto di stabilità al quale il Presidente Renzi collega la parola crescita, non essendo del PD, condivido al 100% la riflessione del Presidente Renzi, perché diceva bene l'amico Gottardo, non abbiamo alternative. E oggi dobbiamo... ma sarà anche bravo, non è sempre non abbiamo alternative. No, ma arriviamo alla discussione. Quindi arriviamo al paradosso di avere i soldi in cassa che non possiamo spendere. In Regione Veneto abbiamo finito di pagare gli impegni del 2012. Abbiamo imprenditori, professionisti, comuni che aspettano i soldi da 1 anno e mezzo. E a quanto ammonterebbe la cifra che... Svariati milioni di euro. Più o meno... Le do un dato del ieri. Un comune mi ha chiamato per avere il pagamento di una liquidazione del 2013. Il settore competente mi ha detto: abbiamo soldi in cassa per 3 milioni di euro, abbiamo impieghi per 14 milioni di euro. Non riusciamo a soddisfare 11 milioni di euro. Questa è la situazione di comuni e regioni. Ora, dobbiamo capire, è finito il tempo dell'aiutino, è finito il tempo dei furbetti, è venuto finalmente, spero, il tempo della responsabilità. Noi dobbiamo gestire gli enti in modo che si possa, anche con l'indebitamento controllato, favorire la crescita, che è quello che ha fatto l'Italia nel dopoguerra, che è l'unica condizione che ha permesso a questo paese di crescere. Altrimenti noi arriviamo al paradosso di avere i soldi e di non spenderli. Ma cosa diciamo noi a quegli imprenditori, a quei comuni, a quei cittadini che avanzano i soldi dagli enti, che devono ricorrere a meccanismi di cessione del credito che non hanno successo nel nostro territorio? Perché la gente vuole materialmente i soldi. Tutti i meccanismi di ingegneria finanziaria di cessione del credito non hanno successo. Hanno successo altre forme di ingegneria finanziaria tramite la garanzia, la controgaranzia, eccetera, ma nella cessione del credito non abbiamo meccanismi che hanno incontrato la soddisfazione dell'imprenditore e degli utenti. Ora, o noi arriviamo a mettere in circolo queste risorse per dare risposte e costruire nuova crescita, altrimenti, e questa la parola magica di flessibilità, noi dobbiamo, ripeto, avere dei meccanismi di crescita anche con indebitamento controllato e dobbiamo arrivare finalmente a ridurre gli sprechi, ma non solo annunciarlo, bisogna farlo veramente, perché tutti questi anni ci hanno insegnato che la politica di mero rigore non porta alla crescita. La politica invece di riduzione della spesa pubblica e delle inefficienze e degli sprechi può dare possibilità di crescita. Ecco, Fulvio Cavallari, con lei poi parleremo anche dei post che in questo momento stanno facendo arrabbiare molte persone, però il ragionamento che sta facendo e che ha fatto anche Stefano Peraro, che ci devono essere più disponibilità economiche e anche le banche devono dare... Mi permette, Giorgio, solo un dato. La settimana prossima noi approveremo in Consiglio la nuova programmazione comunitaria 2014-2020 che destinerà per il Veneto circa 3 miliardi di euro. Fondo sociale europeo, agricoltura e attività produttive. E li gestisce la regione. Lei capisce cosa vuol dire, ed è giusta la parola del cofinanziamento, perché ci deve essere la responsabilizzazione, non fare l'investimento per cose che non siano utili. Ma capiamo bene che possiamo arrivare al paradosso di non impegnare i soldi perché non c'è il cofinanziamento, perché i limiti del patto di stabilità impongono all'ente locale di cofinanziare. Ma verrà mai tolto questo patto di stabilità? Cioè, bisogna farlo funzionare meglio. Non ci sono altre alternative, bisogna farlo funzionare meglio. Verrà tolto quando saremo al pareggio di bilancio. Auguri. Tra 2 anni. 2 anni. Cavallari. Quello che possiamo dire, cioè quello che posso dire dal mio osservatorio di associazione dei consumatori, ecco, soprattutto legata al mondo del credito, è che purtroppo la drammatica realtà, adesso io non vorrei infierire, è che c'è una carenza cronica di liquidità e che francamente mi spaventa, perché noi oramai da un paio di anni, da 2 o 3 anni a questa parte, soprattutto devo dire da 2 o 3 anni a questa parte, cominciamo quotidianamente a registrare richieste di aiuto da parte degli imprenditori alle banche e queste richieste di aiuto non arrivano. La maggior parte delle persone che vengono ai nostri sportelli continuano a denunciare questa cronica assenza degli istituti di credito sul fronte della recapitazione dei finanziamenti. Allora, come si diceva giustamente qui finora, e io sono pienamente d'accordo,
o si aiuta veramente questo paese a crescere, perché con la politica del rigore, e anche su questo condivido, non si va da nessuna parte, oppure no, ma per aiutarlo a crescere bisogna che le imprese sane, che presentano bilanci sani, veritieri e che quindi forniscano agli istituti di credito delle informazioni serie ed attendibili, non come è accaduto in passato, perché bisogna dire anche questo, forniscano praticamente informazioni serie ed attendibili e vengano aiutate, perché altrimenti il momento non riescono a superarlo. Poi magari si ricorre a delle forme, per così dire, di ostruzionismo anche nei confronti del settore bancario, che diventano dei veri e proprio testa a testa anche nelle aule giudiziarie. Ma le banche sono davvero in difficoltà o fanno finta? Faccio una domanda brutale così. Le banche hanno indubbiamente dei grossi problemi di liquidità al loro interno, hanno dei grossi problemi di suddivisione dei compiti al loro interno, fare le cosiddette differenziazioni fra banche, diciamo, che fanno solo attività di finanziamento e banche che fanno attività di investimento, tutti ragionamenti che vanno benissimo. Però è arrivato il momento che gli istituti di credito comincino non solamente a pensare ai propri problemi interni, ma anche a quelli esterni. Perché se è vero che lo settore di un paese sta in piedi grazie al sistema bancario, è anche altrettanto vero che bisogna stare attenti a non far morire il paziente finché è sul letto. Quello ammalato. Matteo Cecchinato, tu sei un giovane che ti sei messo a poco in politica, mi dicevi cosa pensi di questo Renzi che dice praticamente alla Merkel non siamo mica gli ultimi arrivati, insomma dobbiamo contare un po' di più di quello che ci fate contare. No, io penso e credo che, e contrappongo al declino inarrestabile, no, di questa Unione Europea e di questa Italia, contrappongo speranza, passione, prospettiva e sinergia tra i paesi dell'Unione Europea. Bisogna dire anche che nel 1950, quando i 6 paesi fondarono l'Unione Europea, l'Italia era lì con De Gasperi. Oggi dobbiamo prendere quel bagaglio, portarlo e creare gli Stati Uniti d'Europa, che potranno essere il futuro su cui basare le nuove prospettive dell'Italia e degli Stati Uniti d'Europa, se vogliamo avere crescita. E bisogna dire anche che l'Italia, quando fu messa al voto la Costituzione europea, fu uno dei paesi che effettivamente aderì a questo progetto. La Francia non aderì, quindi effettivamente oggi ci sono dei paesi che stanno sponsorizzando, no, la sinergia dell'Unione Europea, ma poi quando è ora di decidere mancano di decisioni. Bisogna dire che Renzi anche si è messo con questa nuova prospettiva lungimirante a credere in una nuova Italia, in un nuovo paese, in una nuova Unione Europea e nuove persone. E le nuove persone le ha portate al governo, le nuove persone le sta coltivando quotidianamente nei territori, ed è proprio nel territorio dove bisogna far nascere questa nuova unione, questa nuova coesione sociale con le persone. E credo che si diceva dei progetti della scuola, no? Che bisogna ristrutturare in ogni comune una scuola. Lì è qualcosa, bisogna pensare però a un progetto molto più ampio sull'istruzione, perché oggi abbiamo un sistema scolastico che non è in grado di formare efficacemente gli uomini e le donne del domani. E bisogna pensare cosa vogliamo dare. Perché non è capace la scuola oggi di formare? Guardi, io penso che gli anni in cui si forma la mentalità e lo spirito dei giovani, quindi diciamo tra le classi medie e le superiori, ed è lì un gap che purtroppo non siamo riusciti a superare negli ultimi 15 anni, perché le scuole probabilmente finiscono troppo presto e il pomeriggio i genitori lavorano e i ragazzi vanno nelle piazze. Questo potrebbe essere un fattore su cui bisognerebbe intervenire e dare nuove prospettive. Probabilmente i college all'americana, creare delle strutture che dalle 9 di mattina fino alle 8 di sera sono aperte a ricevere i giovani con le mense scolastiche, campi delle palestre, ma questo è il futuro, bisogna parlare di questo, perché se si crea un livello di istruzione serio e lungimirante si può anche dire c'è un futuro per l'Italia, c'è un futuro per i giovani che tutti i giorni si dedicano al lavoro, nella politica, in tutti gli ambienti sociali che oggi ci sono. Però bisogna dare prospettiva anche all'Unione Europea e credo che nell'istruzione sia uno dei paletti fondamentali su cui bisogna basare e creare la politica nuova, la politica del futuro. Professor Marocasen, per contare in Europa, per diventare importanti in Europa come nazione, è importante la persona, in questo caso Renzi, prima Berlusconi, prima ancora chi c'era, o è importante quello che offre il paese, la serietà, il debito pubblico? Cioè, cosa è importante, perché la personalità di un Renzi può incidere in maniera determinante perché venga aiutata l'Italia? Renzi emerge da
le primarie, emerge da una richiesta del Paese e le ultime elezioni dimostrano che sta interpretando la vita del Paese. Quello che è importante è che poi tutti si affianchino per sorreggere questo andamento e sicuramente è positivo perché finalmente abbiamo un rappresentante dell'Italia che non è sottomesso ai soliti. Ma quello che volevo aggiungere al discorso della scuola che faceva prima è la scuola italiana ha un altro problema, quello dell'integrazione. Cioè attraverso la scuola italiana avviene l'integrazione di quelli che stanno arrivando e che hanno una capacità, una necessità di capire il paese in cui sono arrivati e che avranno dei figli perché sono quelli che hanno i figli. Purtroppo gli italiani hanno, come diceva prima Settimo Gottardo, siamo in una crisi, più che crisi, siamo in defiance. Quindi se non abbiamo un futuro e non mettiamo a disposizione una scuola che integri le persone e le diversità delle varie persone, delle varie etnie e delle varie tradizioni, in modo tale da creare una sorta di unità culturale, no? Senza peraltro cancellare quello che portano gli altri, perché tutto quello che portano gli altri è sempre positivo. Quindi la scuola ha un fondamento ed è un'esigenza, l'Italia ha bisogno di fare scuola e di fare ovviamente un altro tipo di scuola di integrazione. Bene, allora andiamo a vedere il terzo flash di Matteo Renzi quando dice i problemi per l'Italia e la crescita dell'Italia stessa. Ascoltiamo. Arriva. Bene. Qual è il nostro problema? Noi abbiamo due problemi. Il primo è che abbiamo un debito pubblico molto alto, che è vero. Dicevamo prima però nell'anteprima che abbiamo anche l'occasione di dire che abbiamo una ricchezza pubblica e privata molto alta. Allora, è come se uno avesse preso un mutuo ma c'ha la casa il cui valore è molto più grande del mutuo. Lei fa un mutuo da 250.000 euro, però c'ha la casa, diciamolo, da 1 milione di euro. Quindi c'è una capacità immobiliare che altri paesi non ce l'hanno, hanno il debito pubblico ma hanno anche il debito privato e non la ricchezza privata. Dall'altro c'è un secondo problema che non è quello del debito pubblico, che comunque ci costa 84-85 miliardi di euro l'anno di interessi, per cui noi abbiamo, se noi non avessimo gli interessi e da pagare il fondo salva stati, noi avremmo un delta di 30-35 miliardi di euro ogni anno. L'altro problema che noi abbiamo però è la mancanza di crescita. Cioè, l'idea è che in questi anni per fare l'Europa basti mantenersi fedeli ai vincoli e ai parametri. Però se la vogliamo buttare sull'aspetto economico è il Fondo Monetario Internazionale, non la sezione distaccata del Partito Comunista Combattente, il Fondo Monetario Internazionale che dice ehi, date un impulso alla crescita e fate una politica espansiva. E dice praticamente, beh, abbiamo solo, quando dicono abbiamo solo gli interessi da pagare su 2 miliardi di debito, insomma, delle volte viene a fare un sorriso, però dice, se c'è la crescita, se c'è qualcosa di importante, tutti assieme, come diceva il professor Malcase, queste cose il professor Malcase le diceva molto tempo fa, quando ha fatto prima ragionamento che ogni italiano ha un tot di soldi, mentre un tedesco ne ha molti meno, ed è la verità, perché adesso è venuto fuori anche questo, un anno dopo, ma è venuto fuori, noi lo dicevamo, noi il professore lo diceva ancora un anno fa. Però dice ci vuole una crescita, qui dobbiamo crescere, deve crescere il paese, deve crescere l'Italia, tutti assieme, come sempre diceva prima il professore. Sì, torniamo ai temi che già dicevamo. Qui il 2014, 2015, 2016 sono anni decisivi perché l'Europa deve arrivare in tutti i paesi al famoso pareggio di bilancio. Ovviamente arrivare al pareggio di bilancio vuol dire che bisogna assolutamente che l'Europa torni a crescere, perché solo tagliando non si arriva al pareggio di bilancio, perché se non c'è crescita non si riesce ad avere quell'attività, quelle risorse, quella economia. Allora, noi abbiamo questa situazione adesso, concretamente il 2014 purtroppo non sta andando come si pensava e questo è un problema per il Paese, perché il primo semestre ormai è finito,
si pensava a una crescita attorno all'1%, 0,8 esattamente, siamo ancora inchiodati sullo 0. Io penso che il secondo semestre, che auguriamoci che meno si muova positivamente, però farà fatica ad arrivare all'1%. Cosa bisogna fare, Santini? Allora, qui si tratta adesso concretamente, stavo controllando proprio, c'è un'agenda abbastanza obbligata, bisogna andare avanti con le riforme, imparare a usare meglio le risorse che abbiamo, noi prima di tutto, quindi quella espressione inglese che a me non piace, che vuol dire revisione della spesa, bisogna assolutamente attuarla. Liberandoci delle cose non essenziali. Non è facile, però bisogna farlo. Se no, siamo come quei paesi che vanno in declino e, come dire, no, come facevano quelli, intanto che il Titanic affonda, loro ballavano perché non si sapeva da una parte all'altra della nave com'era la difficoltà. E poi bisogna fare in modo, e qui l'Europa deve darci una mano, ci sono 5-6 cose che si possono concretamente fare per fare crescita. Per esempio, prima si diceva pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, ne abbiamo già parlato anche qui tempo fa. Adesso finalmente, proprio venerdì, il governo italiano ha fatto quel decreto che permette di dare, che mette la garanzia pubblica su questi debiti, quindi questi debiti possono essere pagati, poi ci penseranno le banche, diciamo, a rivalersi, non rivalersi, però alle imprese questi soldi devono arrivare, sono 60 miliardi, siamo a 23, ne mancano 46, 37, quindi una parte significativa di soldi che se arrivassero... Arrivano o no? Sì, se adesso arrivassero nel secondo semestre darebbero un impulso notevole. Qui c'è un problema, che una parte di questi soldi dobbiamo toglierli dal patto di stabilità. Perché? Perché regole economiche strane, tutta l'edilizia non piglia i soldi, perché purtroppo i pagamenti dell'edilizia sono investimenti in conto capitale. Gli investimenti in conto capitale vanno direttamente sul deficit, quindi se io mancano 11 miliardi là alle imprese edili per pagare i loro crediti e i debiti dello Stato, mi aumenta di 11 miliardi il deficit e vado oltre il 3%. Allora non bisogna dire all'Europa che, siccome quelli sono pagamenti di investimenti che genereranno altri investimenti, perché poi la banca, quando libera quelle risorse, dà altro credito alle aziende, quelli ci permetta di non conteggiarli sul 3%. È una piccola parte, è uno 0,5-0,6, non è una cosa stravolgente, e facciamo in modo di... E l'altra cosa, lo diceva Renzi, il cofinanziamento, gli ascoltatori è un termine un po' difficile, però per usare i fondi europei, la regola europea è che bisogna metterci altrettanti fondi italiani, perché sono soldi per investimenti seri. Molto spesso noi non spendiamo quei fondi europei, un po' per incuria, incapacità e anche qualcos'altro. Senza un po', tanto. Sì, però qualche volta anche perché non abbiamo i soldi italiani da mettere, perché abbiamo il patto di stabilità che li blocca. Allora, quei soldi in tutta Europa, non solo da noi, in tutta Europa, quei soldi del cofinanziamento, siccome sono sicuramente investimenti, perché l'Europa non finanzia coi fondi europei la spesa corrente, finanzia gli investimenti, quei soldi vanno tolti dai patti di stabilità, non vanno conteggiati. Ecco, queste 2 o 3 regole concrete, adesso per entrare proprio nel merito, Renzi la dice in termini di flessibilità generale, ma nel concreto significa poter mettere in circolo, abbiamo più o meno mal contati una cinquantina di miliardi nel secondo semestre, che se entrano nell'economia cominciano a far girare la ruota in maniera un po' più forte. Mi scusi se insisto, ma entreranno certo, i soldi? Se si risolve questo problema, che oggi non possono entrare perché vanno a aumentare il deficit previsto, perché non possono entrare perché se io sono un comune o una regione che sono già arrivato al massimo della mia spesa del patto di stabilità, non posso cofinanziare un investimento, metà me lo paga l'Europa per fare la strada, mettiamo, no? Io devo mettere l'altra metà, non posso metterla perché non sono già arrivato al massimo, non prendo neanche i 50 dell'Europa, quindi io ho un danno doppio, capisce? Questo è il punto. Allora questa cosa qui, se la decidessero, ripeto, non solo per l'Italia, per tutta Europa, cioè il cofinanziamento nazionale va sganciato dal patto di stabilità. Perché? Perché è un investimento e quindi è una flessibilità possibile, non è per buttare i soldi, no, diciamo dalla finestra, è per fare investimenti, creare lavoro, certo, mettere in moto le imprese. Certo. Ecco.
Tradotto, diciamo, per la gente che ascolta, le cose che dice Renzi in generale sono queste: fare queste 2 o 3 iniziative. Stefano Adesso, Beraro, per esempio, scuote la testa. No. lui per esempio adesso ha mandato una lettera, proprio in queste ore sta arrivando ai comuni, dove dice, è un atto di coraggio, tutti i comuni italiani che hanno chiesto di poter liberare il patto di stabilità, cioè andare oltre, se hanno da fare la manutenzione delle scuole, adesso con questo DPCM fatto proprio in questi giorni, i comuni italiani, approfittando anche del periodo estivo che nelle scuole si può lavorare, no, perché non ci sono i bambini eccetera, saranno liberati dal patto di stabilità. È poca roba, sono 400 milioni, non è una cosa enorme, però è un segnale che va nella giusta direzione. Tante di queste cose fanno la crescita, il pezzo di crescita di cui abbiamo bisogno nel 14 e nel 15 per andare avanti. Professore, vedevo che consentiva su quello che stava dicendo Santini. Certo. È così che si fa economia. Il denaro vale nella misura in cui gira. Se io fermo il denaro non vale niente. Se io prendo il denaro e lo metto sotto una piastrella o sotto il materasso, non vale niente. Ma c'è un bellissimo libro di Guido Carli, che era il governatore della Banca d'Italia, sulle crociate. E faceva un'analisi dell'anno 1095 naturalmente, quando partì la prima crociata, che cambiò l'economia dell'Europa, perché la gente per andare a fare la crociata doveva tirare fuori i soldini da sotto il mattone e doveva comprarsi la spada, per carità, il cavallo, doveva mettere a posto le sue cose, e quindi questo ha creato l'inizio di un'economia che è quella del medievale e poi diventerà Rinascimento, che era fondamentale. Il denaro, anche fosse, allora sì, il denaro valeva per quello che pesava, quindi oro piuttosto che argento, la moneta valeva per quello che pesava, ma se era ferma non valeva niente. E questo è il concetto fondamentale. E quello che diceva prima, manca la liquidità. Questo è un altro grosso problema. Ma perché manca la liquidità? Perché manca la microeconomia. Abbiamo fatto delle operazioni con queste multinazionali della distribuzione, piuttosto vedi quante ce ne sono anche a Padova, no? Che sembrano le cose meritevoli, ma hanno e stanno comprimendo e sopprimendo le piccole aziende, i piccoli negozi, che invece sono il fondamento, perché se io vado in una multinazionale a fare la spesa, quei soldi non rimangono a Padova, rimangono a Padova per quei 10, 20, 50, 100 dipendenti che ha, ma non sono in grado di gestire un'economia che rimane su Padova, è un mero stipendio, non si butta via niente, però non c'è l'imprenditore, il piccolo imprenditore, e sappiamo benissimo, nella storia del Veneto che ha fatto esempio, che dalla fine della guerra ad oggi il Veneto, e sono state tante microeconomie, è una tessera del mosaico di piccoeconomie che sono cresciute, sono diventate aziende grandi e sono riuscite poi a creare quel tessuto del Veneto che è meritevole, che ha un PIL, ha un valore aggiunto rispetto ad altre regioni che è decisamente superiore. Questo rimane, perché se tutto viene convogliato nella grande distribuzione va a finire dentro le banche e non rimane sul territorio. Volevo fare un aneddoto, scusami Pararo, perché siamo seri. Oggi proprio leggevo la notizia fresca nei vari siti che una ragazza giovane sposata sui 30 anni che si chiama Fatalità Quicenza Berlusconi, che non ha niente a che fare con il premio, no, però Fatalità ha trovato, sistemando i cassetti del nonno e via scorrendo, 37 milioni immessi dentro un cassetto, 37 milioni di lire, cioè proprio nel ragionamento che i soldi una volta li mettevano sotto proprio, li nascondevano, 37 milioni di lire, è stata fortunata. Insomma. No, volevo solo inserirmi... tanti soldi a quell'epoca anche. Volevo solo inserirmi... Valevano tanti soldi all'epoca del nonno. Tantissimi del nonno. Nel ragionamento del professor Casa, nel senso che non vorrei che passasse un messaggio, magari io sono sempre ottimista come l'amico Settimo, ma che domani mattina c'è la crescita senza che nessuno faccia dei sacrifici. Allora, siccome l'economia è bella perché ci sono delle equazioni nella macroeconomia, che è che il reddito uguale al consumo più gli investimenti più la spesa pubblica, se cresce da qualche parte bisogna togliere da qualche parte. Quindi se cresce il consumo e gli investimenti, la spesa pubblica che tutti vogliamo togliere, vuol dire che domani arriveranno meno soldi al trasporto pubblico locale, alla sanità o altri servizi. Allora, dobbiamo essere consapevoli che questa è l'equazione dell'economia. Quindi domani mattina può partire la crescita,
con tutto lo sblocco del patto di stabilità, con tutta la liquidità e quant'altro, però qualche sacrificio bisogna farlo perché altrimenti l'equazione non regge. Altrimenti si fanno altre strade, si fa come il Giappone che ha deciso di aumentare il debito pubblico, stampando nuova moneta, avendo un tasso di crescita del 4-5%. Si fanno altre strade, vi ricordate qualche anno fa l'Argentina? Ma il Giappone ha il risparmio più alto al mondo, quindi compensa il discorso un po' dell'Italia. Il risparmio privato ci ha salvato su tutti gli equilibri di bilancio in Europa. Vi ricordate l'Argentina qualche anno fa dal default a tassi di crescita che tutti ci siamo innamorati dell'Argentina? Oggi ritorniamo a parlare quasi di default nuovamente dell'Argentina. Allora, siccome io voglio bene all'Italia, non voglio che ci siano queste situazioni. Volevo far capire che il ragionamento della crescita impone in ogni caso alcuni sacrifici, che tutti ci auguriamo che siano sacrifici volti a eliminare le inefficienze e gli sprechi, ma qualcuno dovrà subire dei sacrifici. Allora andiamo a sentire Matteo Renzi che parla di salvati e salvatori e allacceremo questo ragionamento anche con i POS dei 30 euro per gli artigiani liberi professionisti. Sentiamo. Andiamo con ordine. Intanto bisogna che i soldi che Draghi ha liberato per le banche li diano alle aziende. Dice, mamma mia, si vede che Renzi ha studiato. No, però non è così. C'hai 400 miliardi di euro che devi dare alle aziende. Non puoi pensare che questi soldi li tieni nei caveau delle banche. Diciamo che le banche hanno fatto una gran fatica e le banche italiane, so che adesso dico una cosa impopolare, ma le banche italiane sono andate meglio di tutte le altre, I soldi che sono andati nel fondo salva stati, cioè per salvare la Grecia e gli altri, poi sono andati anche nei fatti a far che? A aiutare quegli istituti di credito che avevano investito. Questa storia che in Europa noi siamo i salvati, noi siamo dalla parte dei salvatori, quelli che hanno messo i soldi, tant'è che il nostro debito è cresciuto anche per questo, per la partecipazione ai fondi salva stati. Dice, ma allora che cosa vuoi dire? Voglio dire che se facciamo la nostra parte, se facciamo l'Italia, perché io sono molto tranquillo, noi questo paese lo portiamo fuori dalle secche, noi questo paese lo prendiamo per mano e lo portiamo fuori dalla crisi, ma se noi facciamo l'Italia, in Europa andiamo a farci sentire. Abbiamo fatto un programma che si chiama il programma dei 1000 giorni. 1000 giorni partono il 1° settembre, arrivano al 28 maggio del 2017 e in questi 1000 giorni noi ci giochiamo gli spazi di flessibilità. Cioè in questo periodo noi vogliamo, nel rispetto delle regole, essere autorizzati a utilizzare tutta la flessibilità. Per dire qual è il bilancio del rapporto tra noi e l'Europa. Noi più o meno abbiamo un delta negativo di 5 miliardi e mezzo, 6 miliardi all'anno, cioè noi diamo all'Europa circa 5 miliardi e mezzo, 6 all'anno in più di quelli che prendiamo. E quindi dice, settimo tardo, l'Italia deve anche ricevere. E nel ragionamento che faceva Renzi, mi ricordo il professor Manocase che diceva anche lui, i soldi, e lo diceva in tempi non sospetti, lo dicevamo in questa trasmissione, i soldi bisogna darli alle aziende, non alle banche. Le aziende pagano i loro debiti, danno alle banche, le banche girano i soldi. Professore, era questo ragionamento che faceva lei un anno fa, credo più o meno, adesso lo sentiamo dire da Renzi, non capisco perché non l'hanno fatto prima. Vogliamo il professore al posto di Renzi? Allora. No, ma lo dicevamo, no, abbiamo le registrazioni peraltro. Però abbiamo le registrazioni. No, mi ricordo, c'era, ecco. Allora, dici, i soldi ci sono in Europa, noi diamo più soldi di quelli che riceviamo. Facciamoci furbi, dici in parole povere, insomma. Ma le cose sono sempre complicate poi, nella sostanza, sono sempre complicate, nel senso che io qui dico una cosa non proprio molto popolare, però guardate che tenere salvate le banche vuol dire salvare anche i nostri risparmi e i risparmi dei cittadini, quindi non buttiamoci troppo contro, bilanciamoci contro le banche che di critiche se ne meritano tante, però il salvare le banche vuol dire salvare il nostro risparmio, perché altrimenti poi non diciamo che abbiamo un debito alto pubblico sì, ma abbiamo un forte risparmio privato che ci riequilibra, perché questo passa attraverso anche una politica bancaria. Ma detto questo, volevo anche dire, sempre come Renzi cita sempre che il nostro debito pubblico, sono stato domenica scorsa invitato per commemorare i 30 anni della morte di Bisaglia, di Antonio Bisaglia, che è stato uno dei leader
della Democrazia Cristiana Veneta e non solo. Era quello che voleva che la DC si facesse autonoma nel Veneto come CDU nella Baviera, e lo diceva prima che arrivasse la Lega. I democristiani non si sono svegliati e così sono stati giustamente fatti fuori. Ma lui ricordava agli amici che mi hanno invitato a fare un modesto intervento che all'epoca che Bisaglia era sottosegretario alla presidenza del Consiglio con presidente il Veneto Mariano Rumor, il rapporto debito-PIL era del 41%. Adesso siamo 131%. 135 quasi. Ecco, all'epoca era del 41%, quindi per dire che c'era anche un buon governo, un senso di responsabilità. Ma nonostante queste cose che ho ricordato appunto al convegno di Rovigo di domenica scorsa, io sono tra quelli che non mitizzo mai il debito. Dal debito se ne esce, guardate, non tanto tagliando le spese, che vanno tagliate peraltro, sacrifici vanno fatti. Si esce dal debito con la produttività, producendo di più, con la crescita. Che no, altrimenti dal debito non se ne esce solo con la crescita economica. E l'esempio del Giappone, che raddoppia il debito, però aumenta il tipo di produzione, perché così garantisce che il debito lo paga, perché lui produce di più e cresce. E quindi dobbiamo ritornare sul discorso che fa Renzi sulla crisi, lo trovo molto importante e anche strategico, ma non pensiamo che sia solo della classe politica, la quale può limitare e può tagliare le spese della burocrazia. Però ragazzi, è la classe imprenditoriale, e qui dobbiamo dire se c'è che batta un colpo. Qui c'è un passaggio generazionale nella classe imprenditoriale italiana che non è, io non la trovo all'altezza della crisi economica, perché la politica non fa l'impresa la fa l'impresa. La politica può aiutare. Quindi c'è una corresponsabilità degli imprenditori con la politica. E il debito, guardate, non mitizziamolo, se ne esce producendo di più. Su questo ha profondamente ragione Renzi. È con la produzione, con la produttività e con la crescita che poi si ripagano i debiti e si è seri. Ma se la burocrazia non te lo permette, vado in pubblicità, perché poi andiamo a parlare proprio dei POS e se è una cosa fatta bene oppure no, di questi 30 euro che bisogna avere i POS per dare lo scontrino. Questo regalo alle banche. È un regalo alle banche, dopo ne parliamo, subito dopo la pubblicità. Un ignobile regalo alle banche.